Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Ieri va della giornata, pasaremo un'eredale, con bravura. Sei arrivate? Col taccata al clipputo ogni anno arrivai spuntuai. C'è antipatico scosses mussats. Come voi in chiesa a darmi su l'antimussat. Come si costo i miei? Han visto anche tu un po' di antimussat, vedi? C'è? A te non ti tocchi? C'è invidia. Mandi a me. Con queste belle giornate dal mese di giugno, io e Viglio abbiamo deciso di mettersi sotto dall'arbol di mamma per gli oldi di questi ultimi giorni di vierte. Mi è appena arrivato un messaggio. Oh, è un audio di Desiree, ascoltiamolo. Daria, ho soianetata al chiast e un gnotul che ieri da ora polsà è schiampato dal barcone. È arrivato lì di te, lo viot di chi? Puar, lo hai spaurito con la scova intanto che onettavi gli stellis di ragno. Prove viot se tu rivis a calmalu. Tenmi in giornate. Un gnotul ta questa stagione. Va di che aliere dome un esisile. Come io e te vigli o facendo un biel pitic dal giardino. Ah! Oh! Un gnotul! Oh, c'è pure! Ma c'è molto uno tua spore e c'è molto vasto. Ah, vorresti di ringraziarlo perché lui al mangia i mussats. Grazie, signor Gnotul, per liberarmi dai mussats. Puarin, alle spaurito. Fasin magari amicizia con lui, sa la cor. Lo fasin sta miglior così. Ho divisassi che il gnotul è una bestia selvaggia, dunque bisogna rispettare e dai tutti gli spazi che i covente. Mandi, signor gnotul, io sono Daria. Ma è vero che voi altri gnotuli o sei mammifers? Ma mandi Daria, sì, ma ho sin mammiferi speciali, ho sin gli unici mammiferi che possono svolare. È ovvio che tu svoli bene. E c'è pieli salis che tu hai. Pensi che ho vinto alis fatis di piel fine, che si slunghe in fridez. E l'hai sempre addormita al chias di una chiesa. No, ma che il detto a mia Desiree è così ospitale.
per solit osina sta in tai boscs, dentri dai landris, sotto dai cuvierts des chiasis o dentri gli arbui. Interessante. E veso amici o parenti? Sigur, hai un cousin che si chiama Gnotul Vampir, che si nutrisce di sangue. Di sangue? Sì, ma di quel di altri animali sta tranquille. Lui al vive di America centrale e meridionale. Beh, saluti malco anche tu lo viodis. Orpo, alle da ora fasi scuro, vuoi tu fermati chi di no? Non covente, non gnotui o sintant che supererois. O rivina vio di tal scur e ascoltin l'eco per capire là che si chiatin io ghiez. C'è storie svegli, is vere? Come è di polsà, no altri so dormina chiaffin io, ingrappaz, con gli stalputis anche sui ramaz dagli arbui. E che starbolut mi place tanto non. Beh non, allora ti lasci ai tuoi polse. Mandi gnotul. Intanto no fruits o può darsi gioia insieme. Fasin un gioc. Viodin se os stats attents di lung de pontade. Si visaiso cemut che si chiamava il gnotul che al mangiave sang in tal Sud de America? A. Gnotul sanganel. B. Gnotul vampir. C. Gnotul chiar. La risposta giusta è ieri la lettera B. Il gnotul che mangia sang in tal Sud de America è il gnotul vampir. Il gnotul è A. Un uccello. B. Un insetto. C. Un mammifero. La risposta giusta è ieri la lettera C. Il gnotul è un mammifero, come no, dome cala anche li salis. Ce mangino i gnotui? A. Croz. B. Aves. C. Mussats. La risposta giusta è ieri la lettera C. I mussats. Dove sono a sta par soliti gnotui? A. Te spocis di aghe. B. Dentri des glesis. C. In tai arbui e tai boscs. Bravs, Fruz! Anche queste volte la risposta giusta è ieri la C. Me cugine e je bette, a je nissun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, coi sauece che non sconte. Mandi fruz. O hai saputo che avessi fatto conoscenza con tu gnotul? In tai miei viaggi io ho conosciuto tutte une schirie di gnotui, perché sono une famè grandonone. Vi dinle insieme. Quest gnotul arriva des regions tropicals. Lui ha l'impoli negli splantis. Sì, sicuro. Come li saps? Lui al mangia il polling des rosis e al puarte a torquel che resta sul music e sugli stalputis. Quando io sono là dei neghit, o hai veduto un gnotul che al mangiave gli spomis? Che a leit c'è mut che al mangia gli scusis dal marant.
Ceninin calè vere. Quest è il gnotul più grande del mondo. Lui si chiama Bolp Svolante Malese e arriva da Malesia o dalle regioni del sud-est asiatico. Pensate che lui ha il peso 1 chilo e ha le salis larghis 1,5 metri, tanto che la larghezza dai bracci di certe persone. Ceninin, questo è il gnotul più piccolo del mondo. Anche lui arriva dal sud-est asiatico. Al pese tanto che una caramelle e li sos ali sviertis sono larghis tanto che un polear. Oh, che l'hai Ceninin calè? C'è? Altri scrodeviso che ignotu ja fossin domeneris? No, mo no. Son anche blancs. Lui arriva dall'Honduras e America Centrale. Ben fruz, io squen saludaus. Alla prossima, Mandi. Fue o l'invie. Lì di Martina in fattorie. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a tutti de bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Poi ai voi di presentaus il mio ort, una mia grande passione. Parve un buon ort a covente ploe e sorelli. E voi so sapeis che un'altra mia grande passione sono gli sfilainis e une attacche proprio così, al plov e al trai sorelli. Ma vedi, la nostra mia Nicole c'è molto conte e cacciante chi ste filaine. Nicole! Mandi frus! Vuoi che il sorelle si è platata ur dai noi, uschianti une filaine che fevele proprio dal tempo. Al blu fal tra i sorelli la ghiate va bevi, il chianni cride, la ghiate si maride, a tora nolis, la ghiate va nolis, il chianni cride, la ghiate si maride. Al blu fal tra i sorelli la ghiate va bevi, il chianni cride, la ghiate si maride. A tora nolis, la ghiate va nolis, il chianni cride, la ghiate si maride. Maman frus. C'è fa duris? Nicole, proprio te brave. Ma come io din, c'è che combine DJ Tubet per fare la filaine tal somut con rap. Sacche buracche dentro te brave.
Dammi blavet al Friul, pardot. A plen tubo. Al Bluff, al tre sorelle, la Giatte Eva bevi, il Chianti gride, la Giatte si maride. Al Bluff, al tre sorelle, la Giatte Eva bevi, il Chianti gride, la Giatte si maride. A tora nolis, la Giatte va panolis, il Chianti gride, la Giatte si maride. A tora nolis, la Giatte va panolis, il Chianti gride, la Giatte si maride. Al Bluff, al tre sorelle, la Giatte Eva bevi, il Chianti gride, la Giatte si maride. Al Bluff. Vesa vedo c'è che la combinata di Getubet, alle là per fin dentro in un chianti blave, alle sempre a tor. Frus, anche per voi, sacche buracche è finite. Una bussata di Martina e alla prossima, si viodin, mandi! Vicky, faresti tu mai dit che i gnotui fossero così utili? A mangiare i musazzi e a impolire le piante. E io avevo paura di loro. Li sali per svolare, ma sono mammiferi, come me. Sì, anche come te. Sono i supereroi della natura, perché assomigliano a Batman. Hanno anche un altro superpotere. Avio d'indignot. Come te. Non è che per caso sei sparinti a lontane? Ti mancheresti dome di svolare. Oh, Marisante! Ale da ora svolà! Avevi dite io che loro sono parenti da ignotui? Ma tu l'hai isallata? Oh, ami i suoi di là Cirilu, non sai tu la che l'hai schiampato. Mamma! Mandi, amis! Il mio amico postin Paoli mi ha scritto che voi non state bene e mi ha domandato se per voi può sostituirlo. Io hai detto di sì, sicuro, perché alle biel darsi una mano tra amici. Questa è dal sicuro la sua femmina che mi porta la puesta di consegna. Miorco scrivi anche a Desiree. Sarà un'evore divertente. Buondì, Daria! Mandi, Desiree! Sicuro che vengo con te? Ascolta, dividinsi la puesta a miec e così per misdì o vari già finiti. Perfetto, scominci subito. La prima lettera che hai di portare è per Signore Maria, che sta des bandis dal supermercato. Queste cartoline invece è per il Signor Martin, che lei sta attaccato della tarie. E ha mandato Sofì, che lei ha studiato in Spagna. Queste lettere è per il plevan. La canonica è in place denande iglesie. O sto in Maryland. Una rivista per signore Justine dal negozio di articoli sportivi.
Vuoi di domandai se per caso sono arrivati costumi per Nadà news, come che arriva l'estate. Vuoi di comprare uno? Quest è per Diego, il figlio dai Ross, che il frutto ha una vera passione per i libri. E per i biscotti. No, per noi è stata proof dal Ford. Mi resta come una lettera per signore Rose, ma io sta un po' distante. Mi convenchia per l'autobus, la fermate e io giusto chi. Chissà se anche Daria è quasi finita. Mi manchi in nome dos consegni. Queste è per dottore Bianchi. O puoi portare da Urman in farmacia, allora. E l'ultimo, il catalogo di libri dal signor Tobie, il bibliotecario. O sono proprio curiosa di sapere quali libri che all'ordenerà. E hai finito. Ma io c'ero, Daria. Abbiamo finito insieme di consegnare le lettere. Tu li hai dei vedudis a perfezione. Tu hai ragione, è stato un evore divertente. Domandino al signor Paoli se può tornare a farlo. Biele idee. Ma prima, Anina fa di mirinde la di me, c'è visto? Ideone. Maman Fruz. Maman. Fasin un gioco. Si vi sai so ben di tutti questi che Daria e Desiree hanno veduto biel che acconsegnavano la pueste a torpa al paese di Maman? Come us mostrerai qualche look e voi altri mi disares 3 robis che si può inchiattare lì. Pronti? Scomincin! Ci si può alchiattare al for? Us doi 20 secondi di tempo per pensare. Pan, biscotti e farine. Ben fatte! Vi ho detto il prossimo puesto. Questo non è difficile. La biblioteca. Esatto, Fruz. Libris, ma anche giornali de sezioni emeroteche e films de videoteche. Al basta notassi per poter domandare in prestito. La lattarie. Vi ho detto che si può schiattare qui. Lat, formadi e squette. Saveso che us es proprio fuarz? Come us mostri un dei miei looks preferiti. Il negozio di articoli sportivi. Scarpi spargiuiati ballon, biciclettis e patins a rodelis. A saressin tantis altris robis maraveosis, ma mi tocchi saludaus. Maman Fruz. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Illari di Stelis. L'istat, ormai, agli era taccat
e Davide agliere dut plen di morbin, perché che tal doman al sare slat con la sua famè per prime volte al camping. Se al si aravei voi, i pareve biel già di viodisi lassù, cul voli ben fracata al telescopi a studiare li stelis, la sua passion. Ioi c'è contentece. Te buinore, dopo vecchia chiamar lis valis e lis provision sul camper, la famè infine era pronte per partì e vie lor direzione il canal dall'Argin. Dopo rivaz, Davide al montà la sua tendute e al spesseà tira fur tut l'armamentari astronomic, binocul, mapis celestis, atlanta astronomic e nanchi dilu il telescopi. Dut agliere pront. Si veve dome di spietà che l'agnot e vistis di scuri il cil e poi dopo a saresi insaltadis fur une da ur che altre dutis li stelis. L'agnot erivà e Davide al tacà scrusignà il cil. Al chialà di ca e di là, a drete e a ciampe, ma alc nol tornave. Papà, li stelis, a son sparidis. Al pari di Davide i passà sulla bocchie un segno di ridade e al disè, ma nomo, magari culì il cil alle plui nullat che a chiase nestre. Davide lu chialave pinsiros. Postai, sì, qui sa, forsit li stelis aggiundis quindisi, e con quel pinsir alle a dormì. La sere dopo, però, scrusignanti il cil, parcirì il chiar picciul, i vigni un colp, agliere sparit, ma sparit dal dut. Ma c'è mut, non poiessi. In quel, cu la code dal voli, al bar lumà alc di lusin che al traversave il cil. Une stelle che cole. Nanche finì di ve un'altre sdrasse lusinte, e poi un'altre anche mo. Ma c'è succedial? Culì alle alche nol quadre, e intan che al resonave anche il chiar mat al sparì. Allore al gafalis mapis, al fracà dentri la pile in te sacchete e si invià di bon pas versi il bosc. Al chiaminà par un biel poc cencecchiata nuie e agliere quasi par tornà in daur, quamche sun sfur dal scur a clamarin la so attenzion. Sbam, sglen, tududum. Davide urlè da ur in ponte di Piz e, biade l'ore, li sviodè, li stelis, velis li che aierin, ingrumadis un tun chiaruc giusta in bande di une astronav. Sì, oves capit ben, une astronav. E so de naviselle spazial agliere un extraterrestri che al mateava intor. Agliere verdi chiafa Piz, al veve li sorelis come dos bleris, la muse taronde, 3 voi e un'antenute picciole sul chiav. Davide non si la sa spaurì e al disè, Dipo, l'ari di stelis, ce combinis tu? L'extraterrestri si spaurì così tam che il meneviz isbrissa di man e i colà dret sul pit, ch'el sì che il fasè vio di li stelis pardabon. Coi favelial, coi sestu. Al rispuindè, io ai nom Davide e ho sei vignut a liberare li stelis. Al ribatè che l'altri. Dismentaital, li stelis a son mes. Al rispuindè l'extraterrestri tutti invelegnat. Davide allora al corè viersi il chiaruc e al tacà para dentri li stelis te so sacchetis. No, fermiti. Al berghelà l'extraterrestri. No sta puerta mes vie, no puoi tornare a chiesa cence. Avviò di lutam disperat. Davide domandà, perché? Perché fatti coventino? Vio distu, tal mio planet no è luz, e io i pore dal scur, e li stelis a poi di aiutarmi. Sastu, al disè Davide, il scur al fa spore ad uc, ma se tu come tu partis vie li stelis, il nestrimont al sares pierdut. Ma allora io c'è mut fasio. Al sgnaula che l'altri. Ben, o podares regalati la me pile, tu podaras doprale quanche tu varas pore, chiale chi, e je biele grande e fas un evore di luz.
L'extraterrestri al fa un grun contendi che idee e al domandà al sognu famì ti dai une man a sistema tutti gli stelis dal lor puest. Sigur, tu pilote l'astronave che io mi senti sul chiaruccio, al disè Davide, e in tu baticei il cil al vevedi gnufi il so firmament. L'extraterrestri al tornà sul so planet cu la pile content come une pasche, parve chiatà della soluzione al so probleme. Davide al traversà il bosco scuro, guidat nome dall'usor de stelis e una volta arrivata al camping al corre dret dentri dal camper. Mame, papà, vigneta viodi, gli stelis son tornadis. Giustrisina fin tremai la tendute giale e duchi insieme, un d'ogni di che l'altri, a passare in tutte la gnot chialant li smaraveis dal cir. Buon'ore alla mattina, veio il ghial e la ghialine, mandi. Salutaitele ben con me, la simiute color caffè, mandi. Oh, ma al saluto non smanchi una. Sigur, la vacchie brune, mandi. Paveis, moschis, furmis, caiuts, c'è biela mis. A lei il ream dai frutti. Benvenude a mie formiche, le cane musate, pochi saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, coi calega di me. Benvenuti, amica aiut, pecaune musate e pone cimiade, pochi saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, se tu tuca di me. Benvenuti, amici aiut, pecaune musate e pone cimiade, batchi la man, potti saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, se tu tuca di me. Benvenute a mie mariottine, pecaune musate e pone cimiade, batchi la man, ti fa schitichiti, pochi saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, se tu tuca di me. Benvenute, paveute, pecaune musate e pone cimiade, batchi la man, ti fa schitichiti, ti doi un busson, poi ti saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, se tu tuca di me. Benvenute a mie e me, pecaune musate e pone cimiade, batchi la man, ti fa schitichiti, ti doi un busson, la man sulla spalla, poi ti saluti. Ale, sulla parte cui è. Ale, se tu tuca di me. Benvenute a mie avute, pecaune musate e pone cimiade, batchi la man, ti fa schitichiti, ti doi un busson, la man sulla spalla, vencati figotti, poi ti saluti. Ale,
o s'inchino con te. Ale, ale, o s'inchino con te. Mandi, vigli. C'è molto biel. A rimpinarsi su paiarbo i coi tiei amis. Oh, giornate di movimento che di voi, eh? Anche no, ho vinchiaminato a torpa al paese per consegnare la pueste. Sì, è vero, è stato un evore divertente. È vero, Vighi, è quasi stato. E che sta vuol dire che mamma al va in feris. Io la rai a chiatame cosine bette in ingletiere. E tu, Desire? Io ho la rai là di Meagne in Sardegna. C'è bien. Si viodin tal mese di ottobre come ogni anno. Maman fruits. Ieri va della giornate, Vasarino le ridate, con bravura io tal dis, la mia tu parecchia mis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto più do franfurlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto più do franfurlan, non sta piedi